essere. Dalla denuncia shock all'inchiesta sui presunti maltrattamenti subiti da alcuni ragazzini padovani in un campo estivo della parrocchia, indaga la procura. Dramma ieri sera nel Vicentino, coltivatore settantenne travolto dal suo stesso trattore. L'uomo era sceso quando il mezzo, rimasto acceso, si è mosso investendolo. Paura a Mestre, 45enne scippata della borsa e trascinata per metri dai banditi in auto. La donna soccorsa dalla polizia e portata in ospedale. È morto a 74 anni Carlo Benettoni, il più giovane dei 4 fratelli che fondarono l'omonima azienda di abbigliamento. 6 mesi fa è stato colpito da una grave malattia. Olimpiadi invernali 2026, oggi il vertice del CONI, ma la decisione è destinata a slittare forse anche di un mese. Si va verso la formazione di una commissione. Rapporto sadomaso tra un imprenditore veneziano e il suo amante finisce nel dramma. Il primo, quasi strangolato, è grave in ospedale, il secondo accusato di lesioni volontarie. Fa discutere la lettera dell'imprenditore trevigiano che ha spedito la missiva a scuole e categorie denunciando l'incompetenza dei giovani stagisti. Non sanno nulla, è una perdita di tempo. Stasera alle 21:15 la prima puntata di Diversamente Veneto, la trasmissione condotta dall'imprenditrice brasiliana che ha girato la nostra regione a piedi e che racconterà puntata dopo puntata le emozioni del suo viaggio. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e dunque torniamo a parlare del caso delle presunti maltrattamenti subiti da alcuni ragazzini padovani in un campo estivo della parrocchia nelle colline trevigiane, perché dopo la denuncia dei genitori ai carabinieri è scattata l'inchiesta della procura. Sarà la procura a fare chiarezza su quanto accaduto al campo scuola organizzato dalla parrocchia del Santuario dell'Arcella di Padova sulle colline di Valdobbiadene nella prima settimana di luglio. I carabinieri hanno ascoltato la madre del dodicenne al centro del caso e acquisito il referto del pronto soccorso di Campo San Piero, dove al bambino erano stati diagnosticati 4 giorni di prognosi per i colpi che, secondo quanto avrebbe dichiarato la madre, erano stati inferti da un animatore con la doga in legno di un letto al dorso e ad una gamba. I carabinieri intendono ascoltare anche i genitori degli altri 34 ragazzi e ragazze di prima e seconda media presenti al campo scuola. Secondo il racconto di alcuni di loro, i comportamenti non consentiti sarebbero stati puniti con una severità crescente, con castighi che spaziavano dal sequestro dei cellulari a colpi di bastone su gambe e schiena da parte degli animatori. Il gruppo di accompagnatori era composto da 9 animatori attorno ai 17 anni e da 5 adulti, tra cui un sacerdote della parrocchia e una suora. Il parroco del Santuario dell'Arcella, padre Nando Spimpolo, che ha tra l'altro già ricevuto la solidarietà di alcuni genitori, ha parlato di un evento circoscritto, assicurando che se qualcuno dovrà chiedere scusa lo farà e che comunque i fatti debbano essere riportati senza clamori al loro giusto valore. Un grave incidente ieri sera sulle colline di Castignero, in provincia di Vicenza. Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un trattore. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. In base alle prime ricostruzioni, intorno alle 21 l'uomo si trovava in un prato. A un certo punto, per cause attualmente in fase di ricostruzione, sembra che il mezzo agricolo che era rimasto evidentemente acceso si sia mosso senza che nessuno si trovasse alla guida. L'anziano ha tentato di risalire sul trattore in corsa con l'obiettivo di fermare il mezzo prima che potesse provocare danni, ma è stato travolto. Soccorso dal SUEM, è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo. Un altro incidente sul lavoro, colpito alla testa in un cantiere, un infortunio per questa mattina intorno alle 8:30 a Verona. Dalle prime informazioni l'uomo è stato colpito alla testa durante la movimentazione di materiale metallico in una fabbrica. Adesso si trova all'ospedale Borgo Trento di Verona. Sul posto la polizia e lo Spisal. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. A Mestre ora, con la paura e la sofferenza per una donna di 45 anni che è stata scippata della borsa ma anche trascinata per metri dai banditi in auto. Ce lo racconta in diretta proprio da Mestre la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, attimi di paura nella notte tra domenica e lunedì in via Cammarcello per un altro episodio di microcriminalità.
Una 45enne a piedi è stata pedinata fino all'uscio di casa da un uomo che invece era a bordo di un'auto. Prima di riuscire ad entrare lui è sceso dall'auto, le ha strappato la borsetta e tentando di fuggire. La donna però non ha mollato la presa ed è stata addirittura trascinata per alcune decine di metri fino a che è capitolata al suolo, riportando contusioni alle mani, alle braccia e alle gambe. Fortunatamente non è stata colpita al capo. Quando sono giunti sul posto i poliziotti l'hanno trovata in stato di shock, anche se poi è riuscita comunque a raccontare quanto era accaduto. All'interno della sua borsa, oltre ai documenti personali e alcuni effetti, c'erano circa 30 euro in contanti. Ora gli agenti stanno indagando per cercare di identificare il ladro, sebbene ci siano ancora ben pochi indizi. La mancanza di impianti di sorveglianza in zona, inoltre, rende molto più difficoltoso poter riuscire a trovarlo. Nel frattempo, comunque, la 45enne mestrina è stata presa in cura dai sanitari del 118 che erano stati a quel punto chiamati dalla polizia e che l'hanno sottoposta ai primi controlli e poi trasportata all'ospedale All'Angelo, dove sono stati effettuati tutti gli esami del caso per cercare di capire se ci fossero stati dei traumi interni in seguito al volo sull'asfalto. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso parliamo invece del lutto nel mondo dell'imprenditoria per la morte all'età di 74 anni di Carlo Benettone, il più giovane dei 4 fratelli che hanno fondato l'omonima azienda di abbigliamento nota in tutto il mondo, l'Impero Casual dei Benettone. Era presidente della Maccarese SPA in Lazio. 6 mesi fa era stato colpito da una grave malattia e viveva a Treviso, lascia 4 figli. Ovviamente il cordoglio del mondo dell'imprenditoria per la scomparsa di uno dei 4 Benetton storici fondatori del gruppo omonimo. Adesso la questione CONI, la questione Olimpiadi 2026, oggi il vertice del CONI, ma Giovanni Malagò nella serata di ieri ha fatto già capire, il numero 1 del CONI ha fatto già capire che probabilmente oggi, nonostante lo avesse più volte detto, si decide il 10 di luglio, non sarà oggi probabilmente anzi quasi sicuramente il giorno della decisione, cioè il primo vertice, si va verso la formazione di una commissione ad hoc per scegliere la candidata tra le 3, Cortina, Milano e Torino, e la decisione potrebbe slittare anche di un mese. Occhi puntati su Roma perché la giornata di oggi potrebbe segnare una svolta nel cammino per la scelta della candidata italiana per le Olimpiadi invernali del 2026. Cortina, Milano e Torino si giocano il tutto per tutto, ma probabilmente per arrivare ad un responso bisognerà attendere ancora qualche settimana, se non addirittura un mese. Ieri infatti il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha annunciato che si va verso la direzione di individuare una commissione per valutare al meglio le 3 candidature, partendo dal presupposto che anche a noi, dice Malagò, sono arrivate un giorno prima di trasmetterle ai presidenti federali, quindi è giusto un passo di riflessione. Il CIO è anche informato per essere in grado di fare una valutazione, non dico unanime, ma il più possibile ampia. Dunque tempi che potrebbero allungarsi prima di individuare una città da presentare al governo e quindi dopo l'ok dell'esecutivo al CIO. A tal proposito Malagò dice tra fine luglio e primi di settembre perché vogliamo fare una valutazione di carattere oggettivo. Intanto il presidente del CONI ha ipotizzato un intervento in consiglio dei sindaci delle 3 città candidate. Questo slittamento potrebbe giocare a favore proprio di Cortina, la cui candidatura ha cambiato le carte in tavola, e il governatore del Veneto Zaia punta sull'identità e la vocazione della perla delle Dolomiti. Cortina è l'outsider, ormai lo riconoscono tutti. Cortina è riuscita a porre una questione che è la questione di merito. O candidi una realtà come Cortina, che è il complesso degli sport invernali più grande d'Europa, dove le 15 discipline olimpiche si svolgono tutte in montagna, oppure candidi in una città metropolitana con i vantaggi e gli svantaggi di una città metropolitana. Uno per tutti, faccio l'esempio di Milano. Milano delle 15 discipline olimpiche 5 le farà in città, e di neve lì non se n'è tanta, il ghiaccio, 5 le farà nella montagna lombarda e 5, anche se non si dice mai, lo dico io, le farà in Svizzera, a St. Moritz. Che senso ha pensare di portare avanti una promozione di sport invernali olimpici valorizzando comunità che non sono italiane? Ora il tema del taglio ai vitalizi degli ex parlamentari, del provvedimento che il Presidente della Camera Fico sta portando avanti in questi giorni, si è discusso ieri sera a Ring, ma secondo gli ospiti in studio, tra gli altri l'onorevole
Raffaele Baratto di Forza Italia, Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico, ed Enrico Zanetti di Noi con l'Italia. Il provvedimento rischia in realtà di essere solo uno spot elettorale e un boomerang che tornerà indietro al governo con costi salati per tutti. Sentiamo una parte del dibattito di ieri sera. Queste sono le cifre, è giusto, è sbagliato? Se bisognava farlo su decreto solo del Presidente, senza portarlo neanche in discussione alla Camera, questo è uno chiaro spot elettorale, senza capire che sono al governo. Bisognava, come diceva bene prima Zanetti, farlo in maniera dove a livello costituzionale non è attaccabile. Perché? Ma dovevi fare una legge allora? Certo, questa è la verità. Ma invece la strada che hanno scelto qual è? Quella di costruire un ufficio di presidenza ad hoc, cioè lo fa negli uffici, diciamo, del presidente Fico, per essere un po' chiari, no? Escludendo, come dire, noi siamo con loro, ci vogliono, loro non vogliono, no? Siamo noi che diamo il segnale, basta, se no se andiamo in Parlamento diventa bipazza, diventa si annacqua. C'è un segnale politico, diciamo, è intestato a Roberto Fico, Presidente della Camera, quindi Grillino, o comunque... Ma scusa, ma perché bisogna farlo? Perché se arriva in Parlamento poi non la votate, questo dice. Noi l'abbiamo già votata alla Camera. Si vede? Credo che non ci fanno una gran figura. Certo, assolutamente. Comunque il risultato sarà che torna indietro come un boomerang questo provvedimento. Comunque. Torniamo alla cronaca. Lui, 59 anni, imprenditore veneziano, è ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Padova. Il suo amante, un 35enne salernitano, è stato arrestato invece con l'accusa di lesioni volontarie. Sono i protagonisti di un episodio di sesso estremo, sadomaso, consumato a Padova, nel quale il 59enne è definito quasi strangolato con una cintura di cuoio al collo e uno asciugamano a coprirgli la testa. Una tragedia sfiorata e non si escludono peraltro danni cerebrali per la prolungata anossia subita dal 59enne quasi strangolato. I due sarebbero stati partner occasionali secondo la ricostruzione degli investigatori. L'episodio sarebbe avvenuto durante un incontro nel quale era stata consumata anche molta droga. La procura indaga per capire la dinamica del fatto e verificare quanto l'imprenditore fosse consenziente, anche se il fatto che l'amante abbia cercato di praticare una tracheotomia rudimentale con una forbice per salvarlo indicherebbe quantomeno la natura incidentale dell'evento. E adesso, sempre a Padova, con le indagini dei carabinieri, lo ricorderete, per i furbetti del cartellino ARPAV, bene firmato il licenziamento per un dipendente e la sospensione di altri 3 colleghi. Una dipendente licenziata e altri 3 sospesi. Questo il risultato del giro di vite all'ARPAV sull'assenteismo. Il provvedimento dello scorso 26 giugno è l'epilogo della denuncia fatta dallo stesso ente nei confronti di una dirigente tecnica accusata di andare in palestra e fare shopping durante l'orario di lavoro. Gli accertamenti per truffa aggravata dei carabinieri e della procura patavina hanno evidenziato non solo la responsabilità della donna, ma anche di altri colleghi. L'ARPAV, dopo aver preso visione degli atti di indagine, ha deciso di non aspettare il processo, ma di applicare la legge Madia, che prevede tempi celeri e la possibilità del licenziamento nei casi più gravi. Torniamo a parlare del maltempo che la sera di domenica si è abbattuto su Veneziano, Padovano e Trevigiano. Vi raccontiamo, abbiamo raccontato ieri nel giornale di Treviso dei danni nel Trevigiano, ma anche delle problematiche, delle polemiche sulla manutenzione del verde, nonostante, ecco, non solo la manutenzione del verde, c'è anche un problema di risorse da utilizzare in questi casi, e lo ha sottolineato il sindaco di Preganziol, che appunto nella serata, la notte tra domenica e lunedì, appunto era in giro per le strade per verificare i danni. Sentiamo. Siamo stati parecchie ore ieri sera sulla strada con vigili del fuoco, alcuni membri della protezione civile, carabinieri e qualche altro membro della giunta del consiglio comunale, e insomma la priorità era quella di mettere in sicurezza la viabilità, e poi siamo intervenuti appunto con i vigili del fuoco per il taglio delle alberature. Pompieri, protezione civile, l'intera giunta di Preganziolo e tanti volontari per le devastazioni della tromba d'aria, tutti meno che gli operai del comune, un'assenza che non è passata inosservata ai cittadini e per la quale il sindaco risponde così. Ci attiviamo come giunta e consiglio perché fuori dall'orario di lavoro è molto più facile, insomma, essere attivi, attivare il personale. Lei praticamente non ha chiamato l'operaio di turno perché sennò tra straordinario, cose di questo genere,
che faceva prima mettere dai cartelli ieri sera. Più che altro dopo si rischiava oggi di non poterli avere in servizio perché ci sono poi i turni da rispettare e tutto quanto, e quindi era meglio che noi risolvessimo l'emergenza ieri sera e poi avere tutte le squadre in forza oggi. Tradotto, il bilancio del comune non permette l'utilizzo degli operai in caso di emergenza, una situazione, sottolinea il sindaco, purtroppo diffusa in tutta la Marca. Ci sono dei limiti che bisogna purtroppo rispettare. Stessa cosa per la manutenzione del verde, che il denaro delle casse del comune permette sì, ma con il contagocce. È in corso ormai da mesi, da un anno e mezzo, un lavoro con il nostro gestore del verde per il censimento e la verifica dello stato di sicurezza di tutte quante le alberature del nostro comune, e in base alle valutazioni che escono poi si interviene ovviamente sulla base delle priorità. Bisognerebbe intervenire in tantissime zone, però appunto è un intervento che si riesce a fare per gradi. Certo, guardando su che radici poggiavano i platani divelti dal vento, una riflessione sul carico delle chiome e il loro effetto vela va fatta, ma anche sulle eventuali essenze da reimpiantare, visto che ad esempio le cassie si sono spezzate ma non sono schiantate a terra. Adesso stiamo un po' facendo il censimento di tutto quanto è successo per poi quantificare un po' l'ammontare dei danni stessi. Voi non chiederete comunque alla regione cosa, è stato di calamità, qualcosa? A meno che non vengano fuori danni che adesso non abbiamo visto, penso che i limiti non consentano appunto di arrivare fino a quel punto, però insomma mi riservo di capire un attimo qual è la situazione alla fine delle verifiche. Dal paradosso di risorse che ci sono ma possono essere utilizzate solo in parte, al paradosso di risorse, in questo caso umane, che ci sono disponibili ma che secondo alcuni imprenditori servono a ben poco. È il dibattito che si è riacceso sull'alternanza scuola-lavoro dopo la missiva, la lettera polemica di un imprenditore trevigiano che dice alle scuole e al provveditorato: non mandateci più studenti come stagisti. La scuola non può trasferire le perdite sue alle aziende, per cui le aziende pagano due volte, una volta con le tasse e una con la formazione che deve fare gratuitamente. Un'accusa chiara e diretta lanciata da chi per lettera ha già comunicato che non accetterà più studenti in alternanza scuola-lavoro semplicemente perché non sanno nulla di quello che dovrebbero fare. Una provocazione per qualcuno, una semplice constatazione per Lenzini, da una vita nel settore meccanico motoristico, con ad oggi come se per un anno da aziende come Ferrovie dello Stato l'Ilva di Taranto. Qui il lavoro non manca, quelli che mancano invece sono i tecnici giovani, considerando la forte presenza di capelli bianchi tra banchi e torri. Purtroppo, sottolinea il titolare, chi arriva qui dalle scuole di settore non sa nulla, neanche di cose basilari per questo lavoro, come ad esempio l'uso del calibro. Lei è troppo esigente o questi ragazzi non sono per niente preparati? Che sia un esigente è altrettanto vero, però la preparazione di questi ragazzi è insufficiente. È vero che gli fa il test con il calibro? Anche col calibro, dicono che lo sanno usare, ma alla prova dei fatti questo non succede nell'80% dei casi. Così Lenzini è arrivato a preparare quello che ha battezzato il test Nisio. Io faccio compilare 8 schede, Made in Nisio, perché voglio conoscere dal giovanotto quali interessi ha, quale cultura ha, anche se serve poco per lavorare, ma sapere che sono sto mondo, e poi naturalmente quali sono le loro aspirazioni sia personali che professionali, altrimenti nei curriculum europei questo naturalmente non esiste. E così si scopre che in meccanica l'85% non sanno cos'è il gioco, non sanno cos'è la tolleranza, non sanno cos'è l'interferenza, non sanno cos'è l'ortogonalità. E questo è molto grave. Lenzini, un giovane, al momento l'ha assunto, tempo indeterminato e 1.500 euro netti in busta, conquistati sul campo. E quanti anni ha? 20. Fatto la scuola tecnica? Qui sia Giorgi. Quanto hai imparato a scuola e quanto hai imparato qua? 20% a scuola del programma, e qua ho imparato tanto di più. Eppure il contatto degli studenti con il mondo del lavoro servirebbe, secondo Lenzini, se però fatto bene e senza interferenze della famiglia. L'alternanza scuola-lavoro serve per le aziende che naturalmente hanno estrema necessità di personale tecnico qualificato o specializzato. Il problema è che questo viene prima di tutto, la maggior responsabile sono le famiglie, perché pensano e pretendono che i loro figli non debbano più sporcarsi le mani. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta, prima edizione a Venezia, adesso con l'allarme moto ondoso da parte dell'associazione di Voga
di Punta San Giuliano, con la raccolta anche di una serie di filmati sulle prodezze, chiamiamole così, dei motoscafi. Velisti evocatori del polo nautico di Punta San Giuliano pronti ad azioni di protesta contro il mancato rispetto dei limiti di velocità da parte di barchini e motoscafi. Malgrado la presenza quasi giornaliera di imbarcazioni delle forze dell'ordine, denunciano le associazioni, in questo tratto di laguna l'applicazione delle più elementari misure di sicurezza è quotidianamente violata. Gli sportivi hanno raccolto negli ultimi tempi una poderosa mole di foto e video per documentare le continue violazioni che mettono in pericolo chi si muove a remi e a vela, non solo per il rischio sempre presente di una collisione, ma soprattutto per le onde generate. Le stesse associazioni riconoscono un aumento della presenza di barche dei vigili pronte a multare i trasgressori, ma il fenomeno, sostengono, rimane fuori controllo. Servono interventi più severi e costanti e l'installazione di telecamere fisse. Giovedì mattina sarà effettuata un'azione dimostrativa condivisa dalla Consulta Laguna Media, Canottieri Mestre, Assonautica e Consorzi Operatori di San Giuliano. Sulle bricole di fronte alla punta saranno posti dei segnali di pericolo nella speranza di ridurre i comportamenti più irresponsabili. Adesso parliamo del Piave, meta di ovviamente tanti turisti in questi giorni d'estate, in queste prime settimane d'estate, ma contro ecovandali e degrado il comune, uno dei comuni che si affaccia e che utilizza il Piave, il decreto del Piave, decide di disporre di nuove telecamere, ben 29. Se ne parla da anni, finalmente il progetto di installazione della videosorveglianza sul Piave a Spresiano diventerà realtà. Lotta serrata dunque ad ecovandali e degrado e a tutti coloro che hanno preso il greto del fiume sacro alla patria per una pattumiera o un'alcova clandestina. Il progetto di videosorveglianza è stato approvato dal Consiglio Comunale e prevede la prossima installazione di 29 telecamere, a cominciare dal Parco delle Grave, occhi elettronici che andranno ad aggiungersi ai 21 già presenti, consentendo un controllo capillare del fiume 24 ore su 24. Il progetto, del costo di 185.000 euro, verrà attuato dal Comune di Spresiano in collaborazione con Contarina. Il nuovo sistema di videosorveglianza consentirà di contrastare il fenomeno purtroppo sempre più diffuso dell'abbandono selvaggio di rifiuti nella golena del Piave, così come quello di chi, specie nei fine settimana d'estate, imbratta le aree da picnic. Altro motivo di degrado è quello poi legato alla prostituzione, che con l'arrivo della bella stagione ha nuovamente preso piede in alcuni accessi dell'area golenale. I saldi iniziati da pochi giorni, ma è già polemica non tanto sui saldi stessi ma sulle offerte online, almeno a Padova. Quando capisco che il saldo, che è una forte comunicazione dove si dà inizio alle svendite, diciamo, di fine stagione, okay, e invece vengono deregolamentati da vendite online, gente che non rispetta, okay, questo mette in una grossa difficoltà il commercio tradizionale, quello che rispetta le regole, quelli che fanno le cose come devono essere fatte. I saldi sono partiti da pochi giorni e le polemiche continuano. Da molti anni i commercianti mettono in guardia su tutte quelle offerte, sia online che nei negozi, che nulla hanno a che vedere con le svendite di fine stagione. I saldi sono necessari, dicono, ma ci vogliono regole anche per chi vende i propri prodotti sulla rete. Quando vediamo che le vendite online, che non hanno nessun tipo di regolamentazione e ognuno fa quel che crede, okay, questo ritengo che sia un danno enorme per tutti quelli che invece lo fanno con la serietà e rispettando le regole. La concorrenza che fanno i negozi virtuali è insostenibile per i commercianti tradizionali e il saldo continuo va a snaturare quella che è una tradizione utile sia per chi vende che per chi compra. Ascom chiede al governo subito una regolamentazione. Web tax subito, okay? Quindi non concorrenza sleale e soprattutto, ripeto, rispettare le regole. Adesso parliamo del nuovo appuntamento da questa sera, ogni martedì su Antenna 3, Diversamente Veneto, una trasmissione condotta da Jesus Gomez, la ricorderete, l'imprenditrice brasiliana che ha girato il Veneto a piedi, che in questa trasmissione racconterà puntata dopo puntata le emozioni, le storie di questo viaggio, a partire dalle 21:15, vediamo.
Lo posso ancora raccontare in questa trasmissione che si chiama Diversamente Veneto. Brillano gli occhi a Jesus Gomez, sul volto si legge la gioia di poter continuare a raccontare il suo viaggio tra i 574 comuni veneti. Dopo averlo fatto sui social, l'imprenditrice brasiliana d'origine, veneta d'adozione, è pronta a far conoscere ad un pubblico ancora più vasto la sua esperienza che l'ha portata a percorrere più di 3.200 chilometri a piedi. Jesus Gomez lo farà su Antenna 3 nella trasmissione Diversamente Veneto, che andrà in onda ogni martedì a partire dalle 21:15. Scopro quelle cose che di più mi sono rimaste nel cuore mentre camminavo. Andavo a fare dei contributi apposta, a scoprire un Veneto diverso, un Veneto che è quello che ho visto coi miei occhi mentre camminavo. In studio, insieme a lei, in ogni puntata, un ospite che racconterà il territorio veneto. Da un contributo un po' più storico, un po' più veneto, perché io mi sento diversamente veneta e porto in studio un Veneto vero, alla quale mi aiuta a raccontare il Veneto. Nel corso della trasmissione non si parlerà tanto delle tappe che Jesus ha percorso quanto delle emozioni provate. Il Veneto è bello nel suo intero, quello che fa la differenza sono le persone. A ogni posto c'è stata una persona che mi è rimasta nel cuore. La prima puntata sarà dedicata al fiume sacro alla patria, il Piave. Lo raccontiamo su una chiave proprio generazionale, sulla nuova generazione, su quello che è stato la storia del Piave. Se dovessi descrivere il Piave in pochissime parole. Magico. Questo dunque a partire dalle 21:15 stasera. Vediamo invece cosa ci aspetta nelle prossime ore. A partire da subito, da ore 13, subito dopo di noi, e martedì si parla di salute. A ore 13, nuove frontiere della neurochirurgia oncologica con il dottor Giuseppe Canova, direttore unità operativa di neurochirurgia dell'ospedale Cafonciello, e la dottoressa Elisabetta Marton, ricercatrice universitaria. Questa sera poi 20:10 che torna e parleremo del primo mese da sindaco di Mario Conte. Avremo quindi ospite in studio il sindaco di Treviso, Mario Conte, e dopo 20:10, come abbiamo visto, l'appuntamento con Diversamente Veneto. Grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Qualche disturbo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 10 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio si accenderà l'instabilità sui rilievi del Bellunese e su quelli vicentini con qualche rovescio o temporale a carattere sparso. Temperature minime comprese tra 16 e 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 24 e 31 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia. Bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio qualche addensamento anche con occasionali rovesci, specie sui settori alpini. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 30 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità con temporali sparsi, ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime sui 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.